ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura una tragedia a Marsala nel Trapanese, dove un giovane è caduto dal balcone di un palazzo dopo che nonna e mamma cercavano di tenerlo, e quanto accaduto in via Mazzini all'incrocio con via Francesco Crispi. Non è chiaro se si sia trattato di un gesto volontario. Sfuggito al tentativo disperato delle due donne di salvarlo, la vittima si è schiantata al suolo dopo un volo di diversi metri, morendo sul colpo. Aperte indagini sul caso. Condannato a 16 anni di reclusione il quindicenne reo confesso che ha accoltellato la madre Valentina Giunta di 32 anni nella sua abitazione di Catania il 25 luglio scorso. Il GUP del Tribunale per i minorenni etneo, al termine di un lungo processo svolto nelle forme del rito abbreviato, ha riconosciuto il minorenne colpevole di omicidio aggravato, concedendo soltanto l'attenuante della minore età e non quelle generiche, così come invece aveva richiesto il difensore del giovane. La famiglia della vittima è stata parte lesa, assistita dall'avvocato Salvo Cannata. La prima corte d'assise ha invece condannato a 21 anni di reclusione per omicidio Rosario Guzzetta, 53 anni, accusato di aver assassinato nel 1990, strangolandolo con una corda in auto, Rosario Cinturino. Il delitto sarebbe maturato per contrasti tra i due nella spartizione di proventi derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti. La Corte ha anche disposto il pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di 50.000 euro per ciascuno a favore dei 4 familiari della vittima che si sono costituiti parte civile nel processo. Un giovane tossicodipendente è stato fermato dai carabinieri di Messina nell'ambito delle indagini sull'incendio divampato ieri nell'ospedale Papardo. Secondo una ricostruzione, l'indagato aveva chiesto una dose di droga ai medici del nosocomio. Al loro rifiuto li avrebbe aggrediti, poi si sarebbe allontanato e avrebbe appiccato il fuoco a dei sacchetti di spazzatura all'interno dell'ospedale. In poco tempo le fiamme si sono propagate e il fumo ha invaso alcuni reparti. È tutto per questa edizione, nuovi aggiornamenti alle 20. A più tardi.